Bello il cambio di gioco di Vindigni per Scrugli che salta nettamente Griffò. Godirin in aria, cerca spazio per il sinistro. Drin chiama Godirin. Juanes per Muzzo. Occhio a Gitto, ha di fronte Butera. Gitto, proprio il gioco di gambe. Calcio di rigore. Calcio di rigore, non ha avuto esitazioni l'arbitro. Momento cruciale del match, Karim Za sul dischetto. I giocatori del Modica vanno a protestare nei confronti del collaboratore dell'arbitro, ma ormai serve a poco. L'arbitro ha preso la sua decisione e quindi sarà Hamza contro Misseri per la battuta di questo calcio di rigore. La cognata prova ad innervosire la battuta di Hamza. E quindi assistiamo a questo tiro dagli 11 metri, Hamza contro Misseri, tutto pronto, l'arbitro controlla che tutti i giocatori siano fuori dall'area di rigore, i fischi del pubblico di Modica, l'ansia di quelli del Milazzo, parte Hamza ed è il pareggio del Milazzo, 1-1 alla mezz'ora del secondo tempo. Il Modica si ritrova dunque costretto a premere sull'acceleratore per ritrovare quella via della vittoria che sembra ormai smarrita da un'eternità. Dalla terza giornata di ritorno mancano i 3 punti al Modica. Parte ora per Pappalardo, esce lo Monaco e finisce qui la partita. È 1-1 tra Modica e Milazzo. Il Modica è ancora malato, è ancora un malato che non intravede guarigione. Non trova la vittoria da 5 turni, 8 punti in 8 partite in questo girone di ritorno.